Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Perdoni tenente, io l'ho chiamata, forse sa, inutilmente. Sono stato via un'ora, hanno rubato di tutto, e adesso sono in malora. Hanno fregato me stesso, m'ero lasciato lì, nello specchio dell'ingresso. Quando prima d'uscire, mi sono tolto me stesso di dosso, mi sono dovuto vestire. Mi è venuto il sospetto d'esser fregato, perfetto. Sono finito in malora. Se può resistere ancora. Hanno fregato l'amore. L'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi 2 giorni, non molto, 2 giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia. L'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse la sabbia di dosso quando era il momento. E mi è venuto il sospetto d'esser fregato, perfetto. Sono finito in malora. Buonasera Antonino, a te la linea. Oh, buonasera a te, buon lunedì e ben ritrovata cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1107 di oggi, lunedì 29 di dicembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 0292947222 quando lo dirò io per le vostre telefonate, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Il pezzo con cui abbiamo aperto la nostra trasmissione, peraltro la penultima di quest'anno, è Pino D'Angiò, Perdoni tenente del 1981. Ebbene sì, domani sarà l'ultima puntata dell'anno 2025 di Zoom, quindi chiudiamo a quota 1108 e torneremo venerdì 2 di gennaio 2026 con la puntata numero 1109 di Chilometro Zoom, quindi ripartiremo insieme con il nostro Lorenzo Viviani. Allora, bella gente, diamo un'occhiata alle agenzie, vediamo che cosa sta succedendo nel mondo. L'ANSA, Mosca accusa, droni su una villa di Putin, rivediamo l'approccio negoziale. Zelensky, tutte bugie, pedaggi, da gennaio autostrade più care, Salvini attacca la consulta. Il governo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sugli aiuti all'Ucraina. Si indaga per omicidio, giovane trovata morta a Milano con lividi sul corpo, forse è stata violentata e poi uccisa. I saldi al via il 3 di gennaio, ma in 2 milioni hanno già comprato, queste sono le stime di Confesercenti.
Dal 2 gennaio in Val d'Aosta e il giorno dopo nel resto d'Italia, Confesercenti rivedere le regole sulle promozioni. E poi il 2026 che sarà un anno per gli appassionati di astronomia molto denso, soprattutto per il Sole, 4 eclissi e il Sole ancora irrequieto nel cielo del 26, superlune e stelle cadenti, salute nel cielo del nuovo anno, che avrà anche 13 lune piene. Già che ci siamo, Checco Zalone da record con il suo film Buen Camino, con 27 milioni, miglior apertura di sempre per un film di Natale. Tra l'altro lunedì 5 di gennaio tornerà Carla De Bernardi con Contare i passi, la sua rubrica dedicata al Cammino di Santiago, e commenteremo il film sulla base, insomma, anche della sua esperienza. Carla se lo va a vedere stasera, io sono andato a vederlo ieri, insomma, la solita zalonata, però preferisco sciacquarmi il cervello 90 minuti con la zalonata tipica di Checco Zalone che non stare appresso a determinati intellò e robe varie che si cantano e si esaltano da soli tra di loro. Va bene, allora sono le 18 minuti e 34 secondi. Apriamo brevemente il telefono 0292947222 se volete essere dei nostri. Dopodiché alle 18:20 avremo con noi l'onorevole Alberto Gusmeroli. Parleremo della manovra, ma gli vorrò chiedere anche una cosa che ho visto oggi sul suo Facebook, anzi sul suo Instagram, per cui gli chiederò lumi in merito. Vi do anche una notizia dalla BBC, che è la notizia di apertura. Gli Stati Uniti hanno offerto all'Ucraina una garanzia di sicurezza di durata 15 anni. Questo è quanto afferma Zelensky. In particolare questa garanzia dalla durata quindicennale dovrebbe far parte di una nuova versione del piano di pace nei confronti della Russia. Trump ha detto che l'accordo su questo punto è prossimo, è vicino al 95% all'essere completo, ma il presidente dell'Ucraina ha detto che avrebbe preferito e preferirebbe delle garanzie di una durata fino a 50 anni e non soltanto 15, anche perché Zelensky dice che ancora non c'è accordo sulla cogestione della centrale elettrica nucleare di Zaporizhzhia e non si sa ancora niente, non c'è niente di definito per quanto riguarda il futuro del Donbass. La Russia aveva in precedenza rifiutato le parti principali del piano, ma un portavoce del Cremlino quest'oggi ha detto di condividere la valutazione di Trump sul fatto che la pace sia più vicina. Questo è quanto afferma la TASS, che come si sa è l'agenzia di stampa di Stato di Mosca. Natalia, nel frattempo prepariamoci allora al Qui Parlamento, vediamo se riusciamo a entrare in contatto per favore con l'onorevole Alberto Gusmeroli e nel frattempo vi dico ancora che per quanto riguarda la questione delle autostrade, perché da che mondo è mondo a gennaio in Italia aumentano sempre le autostrade. Ecco, scatta l'aumento dell'1,5%, scrive l'agenzia ANSA. Il ministro, la sentenza della Corte ha vanificato i miei sforzi per congelare le tariffe. La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi PEF regolatori. Afferma una nota del MIT, il Ministero di Infrastrutture e Trasporti. L'ART ha poi determinato che l'adeguamento tariffario all'inflazione sarà dell'1,5%. Su quanto stabilito a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale di Arte, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non può più intervenire, sottolinea il testo. Dal 1 gennaio del 26, spiega il Ministero, per tutte le società concessionarie autostradali per le quali è in corso la procedura di aggiornamento dei relativi piani economico-finanziari, sulla rete a pedaggio gestita è previsto un adeguamento tariffario dell'1,5% pari all'indice di inflazione programmata per l'anno 2026. Ma adesso Qui Parlamento. Qui Parlamento. Io voglio dare il bentornato e il ben trovato all'onorevole Alberto Gusmeroli. Buonasera onorevole, come sta? Buonasera, sto benissimo, sono qui alla Camera pronto per fare la notte.
Ecco appunto, come si fanno le notti per la finanziaria? Soprattutto, siamo pronti? Passerà questa benedetta manovra in santa Sì, pace sì, no, ma o ci sono sorprese? no, passerà tranquillamente. Tranquillamente entro domani, credo intorno alle 13 ci sia il voto finale e quindi poi sarà legge dal 1° gennaio del 2026, ecco, con tutto quello che poi ne discende di importante, tra l'altro, anche se ovviamente le minoranze discutono, ne parlano male e quant'altro, però insomma i capisaldi della manovra sono molto chiari e anche molto utili. Diciamo che è stata una lunga galoppata. Senta, volendo dare un voto in complessivo a questa manovra, che voto le dà? Ma io allora darei 8 perché per 3 motivi sostanzialmente. Il primo motivo è che praticamente questa manovra in una situazione difficoltosissima, senza andare a citare le 2 guerre, ma siamo in un momento in cui abbiamo una transizione ecologica, una transizione energetica, c'è di mezzo un cambiamento mondiale simile a quello della rivoluzione industriale, con tutte le difficoltà del caso, tant'è vero che 2 colossi come Francia e Germania sono in crisi. Ebbene, noi che eravamo il pulcino nero dell'Europa, praticamente abbiamo migliorato il rating, migliorato lo spread, che vuol dire tassi di interesse più bassi, e quando i tassi di interesse sono più bassi non c'è solo il tema del risparmio sugli interessi del debito pubblico, ma c'è l'aiuto anche a milioni di italiani che hanno i mutui a tasso variabile, che ovviamente vedono diminuire la loro rata di mutuo e quindi anche la quota di interessi. Quindi diciamo che quando i conti sono in ordine, chi ne trae più vantaggio? Le fasce più deboli della popolazione. Perché? Perché sono quelli che, e io ho fatto per esempio ieri in aula l'esempio del governo Monti. Durante il governo Monti 2012-2013 abbiamo perso PIL, perso consumi, perso crescita economica, e chi ha dei danni in una situazione di quel tipo? Le fasce più deboli, perché le fasce più ricche della popolazione se la cavano soprattutto quando vanno bene i conti pubblici, ma soprattutto ma anche quando vanno male. Invece le fasce deboli della popolazione, le fasce fragili, le fasce meno giovani e anche i giovani, quando i conti pubblici vanno male, sono quelli che hanno più problematiche, e quindi sicuramente questa manovra fa in primo luogo questo, cioè tiene i conti in ordine, recuperiamo credibilità economica, non solo credibilità internazionale, su cui si è speso sicuramente molto la Presidente del Consiglio, ma noi abbiamo recuperato credibilità economica con il nostro Ministro dell'Economia Giorgetti, con i nostri ministri, perché anche il Ministro Salvini con il Ministero delle Infrastrutture, un ministero difficilissimo, ha avviato tantissime opere. Ovviamente le opere sono più difficoltose da vedere perché si iniziano oggi e si finiscono da X anni, quindi però sono state avviate tantissime opere, e quindi ma anche nella scuola, voglio dire, si è lavorato tantissimo. Pensiamo anche al tema della disabilità, come ha lavorato bene il ministro Locatelli. Quindi insomma abbiamo sicuramente una buona manovra dal punto di vista della credibilità economica internazionale, che vuol dire più bassi tassi di interesse e una minore inflazione, tant'è vero che l'inflazione italiana è inferiore a quella europea. Poi i 2 capisaldi forti, che sono gli incentivi a tutto il mondo industriale, delle piccole e medie imprese, degli artigiani, dei commercianti, con l'iperammortamento e il superammortamento,
in una quota mai vista. Stiamo parlando del 180-220% sugli investimenti in beni strumentali, quindi in immobilizzazioni, e in beni strumentali tipo macchinari, impianti, mobili e quant'altro. Ovviamente questo favorisce che cosa? La costruzione di quei beni strumentali, quindi tutto il mondo produttivo, tutto il mondo dell'occupazione, e stiamo parlando per 3 anni di oltre 4 miliardi. Poi abbiamo il tema della rottamazione, a me tanto caro perché è un progetto di legge della Lega a mia prima firma del novembre 2024, siamo riusciti a portarlo a casa, stiamo parlando di 9 anni, tutte rate uguali come avevamo promesso. Sono tutti quelli che hanno dichiarato regolarmente le imposte ma non sono riusciti a pagarle. Perché? Perché non può essere una colpa avere una difficoltà economica. Quindi 3 capisaldi: conti in ordine, incentivi al mondo produttivo, dagli artigiani ai commercianti, alle piccole e medie imprese alle imprese, e la rottamazione. Per me queste sono le cose essenziali. Poi ci sono tante cosettine piccole, dalla detassazione degli incrementi salariali, dalla detassazione degli incentivi ai premi di produzione. Ci sono tanti piccoli interventi. Ovviamente le opposizioni criticano solo, ma non fanno vedere niente di quello che è positivo, che per me comunque sono queste 3 grosse cose. Avere i conti in ordine vuol dire di fatto aiutare le fasce deboli della popolazione, perché se i conti non fossero in ordine, e abbiamo visto cosa ha combinato quando abbiamo subito delle manovre restrittive come quelle di Monti, le difficoltà che hanno avuto le fasce deboli della popolazione. Certo. Senta, le chiedo una cosa, visto che lei è anche sindaco di Arona. Oggi ho visto sul suo Instagram, lo possiamo dire perché lei è stata autorizzata dalla famiglia, quindi non stiamo facendo Sì. la radio del dolore. A parte che volevo capire, le chiedo una cosa forse un pochettino troppo personale, ma lei si sente più onorevole o più sindaco? Ma io sinceramente mi sento tutte e due, nel senso di rappresentare, e quindi la responsabilità di rappresentare da un lato la mia città e dall'altro lato il mio territorio e, se vogliamo, anche l'Italia. Quindi è un onore pazzesco, perché rappresento la mia città dove abito, quindi ogni volta che c'è un miglioramento nella mia città io lo tocco con mano vivendolo. Dall'altro lato ho la fortuna e l'onore di occuparmi anche di cose molto importanti. In generale io mi occupo di fisco, delle attività produttive, del mondo del lavoro, del mondo delle imprese, che è un mondo, è il mondo, io lo chiamo il mondo della vita vera di tutti i giorni, della gente che fatica, della gente che ha sogni, che ha spinta ideale, che vuole far crescere la propria attività, ma vuol far crescere anche la propria famiglia, vuol lasciare qualcosa ai propri figli, cioè c'è una grande spinta dietro questi mondi, e quindi è un grande onore, una grande responsabilità, e quindi quando si realizzano delle cose che sono cose che fai per la gente, è una soddisfazione più grande della politica, che poi sia a livello locale o a livello nazionale. L'importante è realizzare le cose, ecco. Quindi io sono fortunato perché appunto ho questo onore e cerco di in qualche modo espletarlo al meglio, ecco, poi ovviamente con tutti i limiti dell'umano. Certo, e infatti oggi la sua amministrazione è stata ringraziata proprio da questa famiglia per l'assistenza che ha prestato a un loro caro, o sbaglio? No, sì, diciamo, in realtà ha ringraziato, e qui voglio farlo anch'io pubblicamente, ha ringraziato l'hospice di Arona e tutti quelli che ci lavorano all'hospice, che sono medici, infermieri, ma anche tanti volontari che hanno accudito un parente e l'hanno accudito
con l'umanità che ci si aspetta in questi casi. È molto bella questo ringraziamento a questo mondo del dolore. Il mondo dell'hospice è un mondo difficile, credo che tutti noi abbiamo purtroppo avuto a che fare con l'hospice per qualche parente. È molto difficile riuscire ad approcciarci con una sensibilità particolare, perché si sa che quando si parla di hospice si parla di un tempo che ha un termine, e quindi la delicatezza, la sensibilità, la cura della persona fa la differenza, e questa famiglia ha voluto ringraziare tutte le persone che in qualche modo si impegnano in questa realtà, e vi dico è un mondo difficile, perché quando tu, immagino, ma comunque io lo vedo in altre parti, quando ti affezioni a delle persone e poi le vedi in qualche modo mancare alla vita, credo che sia una sofferenza pazzesca. Quindi questi operatori li dobbiamo ringraziare sempre tutti, perché lavorare in quel mondo è sicuramente difficilissimo, perché io non so cosa possa essere iniziare a conoscere una persona, affezionarsi, perché poi tutte quelle persone che fanno quel tipo di lavoro sono un po' come dei missionari, hanno uno spirito ideale fortissimo, e in questo caso questa famiglia ha voluto ringraziare, credo, non solo quegli operatori, ma quel mondo, ecco, quel mondo che spesso noi e fortunatamente non conosciamo, ma se conosciamo capiamo quanto sia difficile anche psicologicamente fare quel tipo di lavoro, ecco, perché vuol dire ogni volta affezionarsi a qualcuno e doverlo lasciare dopo poco tempo. Allora, onorevole, grazie, buon lavoro, buon anno e al piacere Buon di anno a risentirci presto. tutti i radioascoltatori, complimenti a Radio Libertà per il servizio che fa, e ci vediamo sicuramente l'anno nuovo. Grazie ancora e buon anno a tutti. Grazie ancora. Pausa e adesso Renato Carosone, Caravan Petrol del 58, tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Da Napoli, Napoli petrolifera. Caravan Petrol, Caravan.
Ma già affittato no camel, ma già cantato no turbante rinascente con pennacchio rosso e blu. Con fiasca in mano da Murriella, c'era il petrolio americano, mentre ballano i beduini, mentre cantano i tribù. Come si bella a cavalla sto camella con vino, che l'altra colla con turbante un archile. Quasi curioso mentre scava sto per tu, si scorda della non è cosa che il petrolio non c'è sta. Allah, 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 ma chi t'ha fatto fa? Come si bella a cavalla sto camella con vino, che l'altra colla con turbante un archile. Con fiasca in mano e con camella, che guardia annanzi a folla a rete, puta faccio tu lede, non si può più camminare. Io mi è arrivato Pazzariella, se trovo sto damene lì che mi scoppiva con tabacco, ma chi è sta lì babà? Come si bella a cavalla sto camella con vino, che l'altra colla con turbante un archile. Uè si curioso mentre scava sto per tu, si scorda della non è cosa che il petrolio non c'è sta. Come si bella a cavalla sto camella con vino. Di nuovo a te la linea, Antonino. Uè, si curioso quando scava stu pertuso, ma il petrolio non c'è sta, ma chi m'ha fatto fare? Grande Renato Carosone con Caravan Petrol, a noi grazie a 1958 alle 18:39 minuti e 21 secondi, sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. E allora, signore e signori, noi andiamo tra Genova e la Palestina. Il caso Hannun, quest'uomo, quest'architetto che è stato indicato dai magistrati genovesi come presunto capo di una cellula in Italia di Hamas, e naturalmente stanno venendo fuori dei particolari interessanti. Per esempio, acquisti di case su case con i soldi che in teoria venivano destinati dai Propal per assistere i Gazawi. Io ne ho parlato con l'amico e collega Fabio Amendolara questo pomeriggio. Fabio Amendolara, lo sapete, valentissimo collega della Verità. State a sentire che cosa mi ha raccontato. Natalia, vai pure. E allora, questa sera io ho il gradito ritorno dell'amico e collega Fabio Amendolara della Verità, che stamattina insieme a Giacomo Amadori firma il pezzo di apertura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Vi leggo il titolo: mattonate di Hamas sui palestinesi, shopping di case coi soldi per i civili. Grazie alla beneficenza per 7 milioni gestita dalle associazioni italiane pro Gaza, un fedelissimo di Hannun avrebbe, secondo gli inquirenti, partecipato ad aste giudiziarie acquistando 90 immobili. E una cosa poi, qualcuno di voi forse se lo ricorderà, negli anni 90, Duilio Poggiolini, ecco, lui i soldi li teneva nel puff, invece qui c'erano dei comodi pacchetti incellofanati da 5.000 euro contanti l'uno, che effettivamente sono molto più maneggevoli del puff, devo dire. Fabio, ma a che punto stiamo qua? Addirittura 48 appartamenti, questo che si vantava con Hannun al telefono, io vi ho portato a casa 1.900.000 euro. Ma che sta succedendo? Allora, al di là dell'inchiesta giudiziaria, dove diciamo, questa cosa dei mattoni poi non è finita completamente, cioè c'erano degli accenni a 40 immobili. Noi poi siamo andati avanti e abbiamo scoperto che questo qui ne aveva fatto, come dire, una seconda infornata di acquisti ed era arrivato nel frattempo a 90 immobili. C'è da capire quanto arrivava lì a Gaza, anche ad Hamas, e quanto tenessero questi qui invece per sé, perché c'è anche questo aspetto che magari per l'indagine giornalisticamente rilevante, perché chi ha contribuito è stato imbrogliato 2 volte, prima perché arrivavano i fondi
non a chi, ai bisognosi, a chi ne aveva davvero bisogno, così come invece veniva propagandato, ma arrivavano a contesti terroristici. E secondo, perché questi qui probabilmente parte di quei fondi la investiva diversamente, perché non si spiega, diciamo, l'acquisto di quante immobili. Ecco, e a maggior ragione, insomma, i magistrati genovesi sono stati molto attenti e molto accurati. Vorrei leggere un attimo l'elenco di quello che questo signore Abu Rawa, l'immobiliarista dei miliziani, nonché dipendente dell'Associazione Benefica di Solidarietà al Popolo Palestinese, avrebbe partecipato, scrive La Verità, alle aste per l'acquisto di circa 90 immobili. Sentite un po' che cosa c'è qua, tanto per dire. 55 immobili in provincia di Modena, 35 in provincia di Reggio Emilia, 48 fabbricati divisi tra appartamenti di varie categorie, da quelli di tipo civile a quelli di tipo economico, un ufficio, 14 autorimesse, 8 tra magazzini, cantine e depositi, 5 fabbricati da ultimare, quindi non classificati, 14 terreni agricoli. Tutto questo patrimonio a mosaico, è concentrato in piccoli e medi comuni emiliani. Allora uno dice, scusa tanto, ma tutto questo investimento nel mattone, a che cosa doveva servire? Doveva essere anche una sorta di autofinanziamento mettendo in affitto questi appartamenti? Cioè fare ulteriori soldi oltre a chiedere dei finanziamenti per Gaza, che poi appunto grande punto di domanda se siano arrivati effettivamente ai Gazawi, ma pare di no. Allora, qui ci sono due aspetti interessanti da approfondire. Il primo, intanto, è che gli acquisti sono stati fatti per via giudiziaria, quindi erano delle aste, e sono stati fatti senza accendere ipoteche o effettuare, diciamo, richiedere dei prestiti, quindi senza l'intervento bancario. Questo dimostra una certa capacità di liquidità. Il secondo aspetto interessante è che su questi immobili, anche a prescindere, diciamo, da volerli fittare e metterli, diciamo così, a reddito, ma su questi immobili che ormai sono di proprietà, non su... Allora, ci sono due aspetti interessanti che riguardano questi acquisti. Il primo è che sono stati comprati questi beni per via giudiziaria, quindi erano provenienti o da fallimenti o da sequestri, e sono stati acquisti effettuati senza richiedere dei prestiti o senza accendere delle ipoteche. Quindi questo dimostra che c'era una ampia capacità di liquidità da parte di questo personaggio. Secondo aspetto interessante da approfondire è che su questi appartamenti, su questi beni, non su tutti, perché una parte è non ultimato, una parte è indiviso, ma su la gran parte invece, che è ormai di proprietà di questo signore, bene, lì si può produrre altra liquidità, non solo mettendoli in affitto, non solo mettendoli a reddito, ma anche ipotecandoli a loro volta, e quindi possono produrre ancora ulteriore ampia liquidità per questo personaggio. Quindi l'aspetto interessante ulteriore è che tempo fa questa situazione, era dopo la prima tornata di acquisti, era stata segnalata dall'unità di informazioni finanziarie di Banca Italia. Erano quelle famose SOS che poi sono finite nell'inchiesta, la ricorderete tutti, in cui è stato indagato il tenente Striano, Sì, sì. erano definiti spioni insieme a un magistrato della dossieraggio, DIA. no? Il dossieraggio. Ecco, dossieraggio a parte, però le segnalazioni di operazioni sospette sono importanti, perché vedete a cosa portano. Ecco, il monitoraggio di queste operazioni economiche, diciamo, dubbie, soprattutto quando si parla di persone, come dire, che frequentano certi ambienti, che si muovono in determinati contesti, è importantissimo. Ecco, non demonizziamo questo aspetto. Poi le patologie ci sono e per fortuna si interviene, però è importante, come dire, guardare la luna e non il dito, perché
lì sono passati per gli spioni, il dossieraggio, però le SOS segnalano qualcosa di importante. Certo. Fabio, senti, io ho qui un comunicato stampa diffuso quest'oggi dalle comunità palestinesi in Italia, te lo voglio leggere. Le comunità palestinesi in Italia ritengono che poi te lo giro su WhatsApp, le comunità palestinesi in Italia ritengono che quanto sta accadendo oggi in Italia in termini di arresti non sia altro che una regolazione di conti contro il movimento palestinese in Italia. Tuttavia esprimiamo la nostra fiducia nella magistratura italiana e nella sua capacità di garantire giustizia e rendere equità agli arrestati. Pretendiamo rapidità, massima e chiarezza a garanzia della verità. Siamo consapevoli che questa inchiesta verrà strumentalizzata dalla propaganda filogenocida che purtroppo in Italia gode di ampio spazio e influenza. Ribadiamo con forza che la solidarietà con la Palestina, il suo popolo martoriato e la sua giusta causa non è terrorismo. La solidarietà con la Palestina significa stare dalla parte giusta della storia, dalla parte del diritto internazionale, della giustizia e dignità dei popoli. Viva la Palestina libera, democratica e laica, le comunità palestinesi in Italia. Non sapevo che Hamas fosse una comunità democratica e laica, visto che Hanun si è dichiarato simpatizzante di questa roba, che peraltro dicono i giudici genovesi, non lo dico io, non lo dici tu, non lo dice la bocciofila, è un movimento terroristico. Ma io consiglierei diciamo le comunità palestinesi in Italia di leggere questa ordinanza di custodia cautelare, perché da qualsiasi giudice io mi sarei aspettato 3 righe su Hamas, chiunque altro avrebbe scritto siccome è dichiarata come un'entità terroristica, allora dispongo gli arresti. E invece questo giudice si è, si è preso dello spazio ha dedicato molte pagine a descrivere il contesto, terroristico di questa entità. È davvero è consigliabile la lettura. Questo lo dico anche diciamo da un altro punto di vista. Ecco, diciamo fino al 7 ottobre io stesso ho sempre, avuto un occhio particolare per quello che stava accadendo in Palestina, a Gaza, ho sempre ritenuto che ci fosse una compressione dei diritti dei popoli. Però quello che è successo poi il 7 di ottobre 2023 ha cancellato anni e anni di quell'immagine dell'uomo con la pietra che combatte contro il carro armato, quindi è un po' uno spartiacque. Ora, dopo il 7 ottobre non è più difendibile Hamas, è difendibile il popolo palestinese e l'Italia è uno dei pochi paesi che ha dimostrato di avere a cuore le sorti di quel popolo. Senti, ma ora come ora il figlio di Hanun oggi ai colleghi dei vari TG diceva: ma no, mio padre è lì a fare beneficenza, vedrete che verrà messo in libertà, è tutta una manovra voluta da Israele e così via. Non pensavo che in Italia la magistratura fosse filo israeliana. Ma intanto mi è sembrato che la magistratura fosse filo palestinese, perché pubblicamente il procuratore nazionale antimafia ha preso una posizione. Ora, detto questo, però dobbiamo ricordare anche che i figli di Hanun, ma anche la moglie, sono tra gli indagati, quindi chiaramente hanno una loro strategia, non solo possono mentire, diciamo, alle autorità, ma questo prevede, diciamo, la nostra certo, a garanzia anche la nostra legislazione, ma chiaramente hanno una strategia, ne dobbiamo tenere conto, e questa strategia passa anche per le interviste. Senti, ma in concreto adesso che cosa succederà? Beh, adesso intanto ci sarà da fare gli interrogatori di garanzia, ci sarà da fare il riesame, questo tecnicamente a livello giudiziario. Ma al di là di come possa andare questo, e questo mi piace ripeterlo perché giornalisticamente noi dobbiamo guardare questa storia a una certa distanza, ma non solo questa storia, ma i fatti giudiziari, perché questi documenti investigativi
ci restituiscono uno spaccato, al di là di come può andare, poi magari il riesame o lo stesso GIP li può mettere anche tutti in libertà, però io invito tutti a leggere i contenuti di questa ordinanza di custodia cautelare, perché non conta soltanto l'aspetto strettamente legato a l'indagine per 270 bis e quindi per associazione con finalità terroristica. Basta leggere quelle intercettazioni per farsi, e quella documentazione prodotta, per farsi un'idea. Senti, in questo paese naturalmente si è scatenata la polemica politica. La cosa più interessante è che da sinistra, dove questi personaggi erano quantomeno di casa, diciamo così, si sente dire al governo: non dovete strumentalizzare la vicenda, soprattutto non dovete parlare, proprio voi che siete i complici di Netanyahu. Ora, che io sappia, il governo Netanyahu è un governo di un paese democratico esattamente come il nostro, è stato eletto democraticamente. Israele mi sembra un posto dove si può essere laici, atei, gay, quello che vuoi, diversamente dalle delicatezze che fanno a Gaza, dove Hamas non ha esitato, tra l'altro, dopo il ritiro di Israele, sulla base delle condizioni del cessate il fuoco, a fare giustizia sommaria per le strade di Gaza, ammazzando gente sospetta o sospettata di collaborare con gli israeliani. Ecco, fino a che punto possiamo sopportare questa retorica? Ma indubbiamente da capo di Stato può essere contestata la sua attività, e quella di Netanyahu, ma i due piani non sono, diciamo, convergenti, e non possiamo mettere sullo stesso piano uno Stato riconosciuto e un gruppo terroristico che si muove con quelle modalità. Lo ripeto, l'Italia da sempre, diversi governi, a partire dai primi governi democristiani, hanno non solo strizzato l'occhio, ma si sono impegnati a livello internazionale per il riconoscimento dello Stato palestinese. Il governo italiano attuale ha dimostrato ancora di più, ed era presente ad Atreju il loro massimo rappresentante. Ora, detto questo, non possiamo liquidare la polemica su la magistratura è filo israeliano o è eterodiretta da Israele. Poi veramente si parla senza conoscere gli atti, perché basta leggere l'ordinanza per capire che oltre a, diciamo, delle segnalazioni di apparati di intelligence non c'è stato altro. Se fosse stata la CIA avrebbero detto sono eterodiretti dagli americani, se fossero arrivate dai servizi olandesi avrebbero detto la stessa cosa. È un modo per mettere come dire, una pezza o per arrampicarsi sugli specchi, ma c'è veramente poco da fare. Certo. Senti, per concludere, Fabio, ci saranno secondo te colpi di scena? Soprattutto Hamas che cosa farà davanti a un colpo del genere? Ma intanto c'è un aspetto interessante, che è quello della disposizione di un arresto di un loro ex esponente di governo. Ora vedremo se riusciranno diciamo, a fermarlo e a chiederne l'estradizione. Vedremo anche come si comporta Hamas diciamo, dopo questo atto, perché se fosse capitato con Israele, immagino che per via diplomatica un modo per accertare la possibilità di estradizione o meno la si sarebbe trovata per le vie solite. Ora vedremo come si comporta Hamas. Anche in questo caso potrebbe, come dire, dovrebbe dimostrare di muoversi come dire, un qualsiasi altro governo, qualsiasi altro Stato. Mi aspetto invece diciamo, un atteggiamento da Hamas. È quello che temo anch'io. Ti voglio ringraziare, Fabio, e augurare buon lavoro. Grazie a te e a chi ci ascolta.
può fare il tacchino, qua 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 qua, l'occhetta, ci fa il pulcino, e di noi che cosa sarà, se grande di i violinista che sono sempre in fondo all'orchestra, alla mattina quale verso c'ha per l'archiette se il piccherin del Antonino, a te la linea. Grazie cara Natalia, alle 18:59 minuti e 33 secondi. Non era male comunque il pezzo di Cocchi e Renato, detto tra noi, però detto ciò, eccoci qua, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1107 di Zoom. Il pezzo che avete ascoltato sono i Bucketheads da Bomb 1995. Tra poco parleremo di altro genere di bombe, cioè i missili che Trump ha lanciato sulla Nigeria dicendo lo stiamo facendo per difendere i cristiani della Nigeria. Bene, quei missili sono andati a colpire tutto meno che chi perseguita i cristiani della Nigeria. Ne parleremo con la professoressa Anna Bono tra qualche minuto. Apriamo comunque il telefono 0292947222 se volete essere dei nostri. Intanto diamo una ulteriore occhiatina alle agenzie, vediamo che cosa succede nel mondo, vediamo un po' che cosa capita anche nel nostro paese a quest'ora, e in particolare, ecco qua, ANSA.it, Alfonso Signorini ha sospeso gli impegni con Mediaset, campagna calunniosa e diffamatoria, illegali, chiaro intento di distruggere un'onorabilità e una brillante carriera. Poi vi abbiamo già detto di Mosca che accusa droni su una villa di Putin, rivediamo l'approccio negoziale, Zelensky dice che sono tutte bugie. Da gennaio le autostrade più care, Salvini attacca la consulta, purtroppo ormai il Ministero non può fare più nulla dopo che è intervenuta anche la consulta. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Ucraina e il 15 di gennaio il ministro Crosetto, il ministro della difesa, sarà alla Camera, e allora andiamo a vedere che cosa ha deciso il Consiglio dei Ministri. Secondo l'ANSA il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che contiene la proroga degli aiuti all'Ucraina, e quanto si apprende al termine della riunione. In Consiglio dei Ministri non è stato affrontato invece il tema della data del referendum sulla giustizia, e l'ha detto il ministro Nello Musumeci rispondendo ai giornalisti al termine della riunione. La decisione sulla data, secondo quanto si è preso successivamente, con ogni probabilità verrà presa a gennaio. Voi capite la pazienza che ci vuole e che ci è voluta? Diciamo che a qualcuno a quanto pare difetta lo stile, che anche nelle trattative e nella vita non è qualità trascurabile. Per quanto mi riguarda, comunque possono anche chiamarlo Gino, basta che non cambi il testo, scrive sui social il senatore della Lega Claudio Borghi,
commentando la presenza della parola militari nel titolo del decreto per l'Ucraina. Giovedì 15 di gennaio poi si terranno le comunicazioni del ministro della difesa Guido Crosetto sul decreto legge Ucraina. L'orario è ancora da definire. In totale l'aula sarà impegnata per 4 ore, quanto è stato stabilito dalla conferenza dei capigruppo alla Camera. Andiamo a dare anche un'occhiatina, vediamo un po' se c'è qualche altra informazione. Ecco qua, la BBC apre appunto con l'Ucraina che nega di aver attaccato con i droni una villa di Putin. Il presidente Volodymyr Zelensky ha negato le accuse da parte russa. Ecco qua, un momento, che l'Ucraina avrebbe lanciato un attacco con i droni su una delle residenze del presidente Vladimir Putin e ha accusato Mosca di provare a far deragliare i colloqui di pace. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che Kiev aveva lanciato un attacco nel corso della notte utilizzando 91 droni contro la residenza di Stato di Putin nella regione nord-occidentale della Russia di Novgorod. La Russia ha dichiarato che avrebbe rivisto la sua posizione nei negoziati di pace. Non è ancora chiaro dove fosse Putin nel momento del presunto attacco. Zelensky ha commentato tali accuse come le tipiche bugie russe, intendendo che in pratica il Cremlino starebbe cercando una scusa per continuare gli attacchi sull'Ucraina. Ha anche detto che la Russia aveva precedentemente colpito degli edifici di governo a Kiev. Zelensky ha poi aggiunto su X: è critico che il mondo non stia in silenzio in questo momento. Non possiamo permettere alla Russia di minare il lavoro sugli sforzi per raggiungere una pace duratura. In una dichiarazione che è stata resa pubblica su Telegram quest'oggi, il ministro Lavrov, il ministro degli esteri russo, scrive ancora la BBC, ha detto che i 91 droni che sarebbero stati lanciati contro la residenza di Putin sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerei russi. Ha anche aggiunto che non c'erano notizie di feriti o di danni o di morti come risultato dell'attacco. Data la degenerazione finale del regime criminale di Kiev, che è passato a una politica di terrorismo di Stato, la posizione negoziale della Russia sarà rivista, ha detto Lavrov, ma ha anche detto che la Russia non intende abbandonare il processo di negoziato con gli Stati Uniti, e questo è quanto riferisce l'agenzia russa TASS. L'accusa da parte di Mosca arriva dopo i colloqui tra Stati Uniti e Ucraina in Florida che si sono tenuti domenica, colloqui nei quali il presidente Trump e Zelensky hanno discusso un piano di pace rivisto per chiudere la guerra. Zelensky ha detto che gli Stati Uniti avevano offerto all'Ucraina delle garanzie di sicurezza per 15 anni. Trump ha detto che un accordo su questo punto era vicino al 95% del raggiungimento totale. Il leader dell'Ucraina ha descritto anche i problemi territoriali e soprattutto la gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, che è occupata al momento dai russi, come i due temi ancora irrisolti, e non c'erano molti segni di progresso sul futuro della contestata regione del Donbass, attualmente appartenente all'Ucraina, che la Russia invece vuole ottenere in pieno. Mosca al momento controlla circa il 75% del Donetsk e il 99% del vicino Luhansk. Le due regioni sono conosciute collettivamente come Donbass. La Russia ha in passato detto no alle parti principali di questo piano, che al momento vengono discusse appunto tra Stati Uniti e Ucraina. Questo è quanto accade secondo la BBC alle 19:06 e 54 secondi di questo lunedì 29 di dicembre. A proposito, l'ADN Kronos dice che Elvis Demce al 41 bis, carcere duro per il boss dei narcos albanesi a Roma. È il primo caso nella capitale. Demce, legato al leader degli irriducibili noto come Diabolik, sta scontando una condanna definitiva per traffico di droga
e una non definitiva per il tentato omicidio di Alessio Marzani. I difensori è stata presentata l'istanza al Ministro della Giustizia per sospendere tale provvedimento. Poi abbiamo l'autosospensione di Alfonso Signorini da Mediaset, poi ancora la Russia appunto che accusa l'Ucraina dei droni sulla villa di Putin per rappresaglia, ma la risposta è sono tutte menzogne. Poi abbiamo la notizia da Milano di questa morte, di questa povera donna che è stata trovata morta in cortile, questa giovane donna in via Paruta a nord della città. Il corpo è stato rinvenuto semivestito con delle ecchimosi, nessuna pista al momento esclusa. Andiamo a vedere le zappe, ecco qui Maurizio, vediamo un po', entreranno i giudici e finirà in nulla perché dare soldi ad Hamas era darli a chi governa. Scommettiamo un caffè, Maurizio? No, Maurizio, perché il testo dell'ordinanza con cui è stata disposta la carcerazione di Annunni invece stabilisce, direi in maniera anche abbastanza inequivocabile, che Hamas è un movimento terrorista e quindi soldi non ne può pigliare. Ancora, i giudici dicono non c'è limite alla partecipazione alle aste, vedrai. Poi non ne posso più di sentire parlare Zelensky, loro innocenti come hanno fatto saltare il gasdotto Russia-Germania, incolpati i russi, fate tacere questo criminale bugiardo che ha bombardato nel 14 i suoi cittadini all'est Ucraina. Va bene, questo è quello che ti dicono i russi. Andiamo avanti con... però come vedi qui hai la libertà di dirlo. Andiamo avanti con la nostra con il nostro occhio alle news e alle agenzie stampa. Madre e figlia morte per sospetta intossicazione, 5 indagati a Campobasso. Si tratta del personale sanitario che ha gestito ricovero e terapie. La giovane rimandata indietro 2 volte dal pronto soccorso prima della tragedia. Mercoledì le autopsie. Bene, adesso passiamo al faccia a faccia di questa sera. Il faccia a faccia numero 2 di questa sera è con la professoressa Anna Bono, africanista, contributor della Bussola Quotidiana. Trump, giorno di Natale, aveva augurato buon Natale alla feccia, scam in inglese, alla feccia degli scafisti, degli islamisti, dell'ISIS precisamente, che perseguitano i cristiani in Nigeria. Bene, i missili che sono stati lanciati dalle unità americane sono andati a colpire tutto fuorché costoro. E allora qui il discorso è molto diverso, perché questi missili sono un messaggio molto più sottile. Io vi lascio alla professoressa Anna Bono, chiuderemo poi con i Litfiba, Vivere il mio tempo del 1999 e ci ritroveremo domani 30 di dicembre per l'ultima puntata dell'anno di Zoom, la numero 1108, sempre alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora la mia gradita ospite di questa sera è la professoressa Anna Bono, africanista di Vaglia, contributor per la Nuova Bussola Quotidiana. Professoressa, allora, bentornata, bentrovata, tanti auguri post-datati di buon Santo Natale. Ecco, il tema è che proprio la notte di Natale Donald Trump ha fatto un regalino, lui dice ai terroristi islamici che in Nigeria perseguitano i cristiani, e quindi nello stato di Sokoto sono diluviati dei missili Tomahawk che in teoria avrebbero dovuto colpire chi massacra e perseguita i cristiani. Però il vescovo locale, il vescovo cattolico, dice che non ci sono mai stati problemi di questo genere. Ma allora Rambo si è rimbambito, che è successo? No, è successo che effettivamente gli Stati Uniti, il presidente Trump ha ordinato di attaccare delle postazioni, delle basi jihadiste nel nord della Nigeria, nel nord-ovest della Nigeria, dove è operativo un relativamente piccolo gruppo jihadista che
che, come gli altri gruppi jihadisti di tutta la regione del Sahel, della Nigeria e ormai di diversi altri paesi africani, infestano quei territori. Nella fattispecie questo gruppo, i Lakurawa, sono riusciti, ed è questo d'altra parte uno degli obiettivi dello Stato islamico di cui si dice facciano parte, sono riusciti a creare, a controllare, a stabilire il loro controllo su diversi villaggi dove impongono una osservanza stretta, rigorosissima della legge islamica. Perché lo impongono? Perché a differenza di quanto si è scritto e si continua a dire, in quella parte della Nigeria i cristiani sono molto pochi. La maggior parte dei villaggi su cui, forse tutti, su cui questo gruppo esercita il proprio controllo sono abitati da musulmani, ai quali, come dicevo, impongono un Islam integralista, e quindi per esempio, questo ho letto e non mi stupisce, impongono regole di abbigliamento, di comportamento che vanno persino, e questo ci ricorda l'Afghanistan e altre situazioni, persino di non ascoltare musica. Leggevo proprio poco fa la testimonianza di un abitante di quella regione intervistato, mi sembra dalla BBC, che diceva: persino sui cellulari non possiamo avere musica, ce li confiscano e ci puniscono. Quindi è un gruppo, secondo le autorità nigeriane, legato allo Stato islamico. La cosa non è del tutto confermata, anche perché normalmente lo Stato islamico, quando nelle sue varie diramazioni, quando compie un attentato tramite i propri militanti, lo rivendica, e per ora non ci sono rivendicazioni da parte dell'ISIS di attentati compiuti da questo gruppo. Resta il fatto che questo gruppo esiste e che è stato bombardato dal presidente Trump. La confusione che ho visto sia sui mass media sia sui social è che in realtà sia stato colpito lo Stato islamico, quello più importante operativo in Nigeria, che si chiama ISWAP e che ha le sue basi e svolge la sua attività sempre in Nigeria, ma all'estremo nord-est del paese, e poi anche nei paesi confinanti, che sono il Camerun e tutte le popolazioni che abitano intorno, sulle rive del lago Chad. Ed è questo, in effetti, insieme a Boko Haram, che è il più antico gruppo islamista nigeriano, che effettivamente colpiscono i cristiani, però appunto in questa parte nord-orientale del paese, soprattutto uno stato che si chiama Borno, dove questi due gruppi finora hanno svolto la maggior parte delle loro attività. Dico finora e a partire dal 2016, mentre prima il loro raggio d'azione era più esteso. Tra l'altro, proprio il giorno di Natale, uno di questi due gruppi, Boko Haram o ISWAP, hanno compiuto un attacco terroristico, però nel Borno, per l'appunto, però non contro una chiesa, come ci si potrebbe aspettare, ma contro una moschea. Hanno bombardato una moschea uccidendo dei fedeli. Questa dimostrazione che il jihad in Nigeria, come altrove, colpisce i cristiani indubbiamente, ma colpisce anche quelli che considera musulmani, noi li chiameremo moderati, cioè non così
ligi, non così ligi nel rispettare le prescrizioni dell'Islam. Ecco, ma allora Trump a chi ha sparato? Ha sparato, non ha sparato, ha bombardato questo gruppo nel nord-ovest della Nigeria, che tra l'altro sembra composto in parte da reclute locali, ma anche da combattenti dei paesi vicini, del Niger in particolare. Sembra che abbia colpito 2 basi. Senta, lei scrive sulla bussola quotidiana, la nuova bussola quotidiana, un'amara considerazione nel finale del suo pezzo, e dice questa cosa qua: guardate che questa roba, questo attacco, questa lotta contro il terrorismo sarebbe tranquillamente potuta fare dalla Nigeria, direttamente da Abuja, senza bisogno di far intervenire gli americani. Però la realtà è che diciamo da sempre, da più di 60 anni, la Nigeria è un paese nel quale, anziché occuparsi di queste cose, non c'è stata altra che corruzione e spreco enorme di risorse, spreco enorme di tutto quel ben di Dio di cui il paese è dotato, perché vi ricordo che la Nigeria è un paese esportatore di petrolio. Ecco, e allora siamo sempre alle solite storie, cioè hanno avuto l'indipendenza, hanno avuto questo e quello, ma non sono in grado di governarsi da soli. Sì, la Nigeria è il primo produttore di petrolio del continente africano, è anche la prima economia del continente africano, ha risorse enormi, quindi ovviamente, che effettivamente gestisce male, per usare un eufemismo. Fino al 2000 in questo paese c'è stato un susseguirsi di colpi di Stato e di regimi militari. Poi la situazione in termini di democrazia è migliorata, ma non è migliorata non abbastanza la situazione dal punto di vista del senso di responsabilità e di buon governo. E difatti il paradosso della Nigeria, più ancora di altri paesi africani, è proprio di essere un paese abitato da una percentuale elevata di persone che vivono sotto la soglia di povertà, e al tempo stesso è un paese di miliardari. C'è una concentrazione di ricchezza e di ricchi, quindi in Nigeria, forse più che in ogni altro paese africano, proprio specialmente, in particolare grazie alla produzione di petrolio, che è concentrata nel sud del paese, che è la parte più ricca del paese. Ciò nonostante, la Nigeria ha un grosso esercito e risorse militari sufficienti a contrastare non solo il jihad, ma anche la criminalità organizzata che esiste e la delinquenza comune. Lo fa, e in certi periodi l'ha fatto anche con qualche risultato. Prima dicevo di Boko Haram e dell'ISWAP. Dal 2016 il loro raggio d'azione si è molto molto ridotto, proprio grazie al fatto che nei 2 anni precedenti, con l'aiuto di truppe militari fornite anche da altri paesi, in particolare dal Chad e dal Camerun e dal Mali, mi sembra, è riuscito a contenere, a colpire duramente Boko Haram e l'ISWAP, che è nato proprio in quel periodo, e quindi, come dicevo, a ridurre il loro raggio d'azione. All'epoca il presidente in carica allora aveva detto il Boko Haram è tecnicamente sconfitto. Cosa volesse dire non si è mai capito. In effetti, comunque, da allora bisogna tener conto che prima
Boko Haram riusciva a mettere a segno attentati dinamitardi persino vicino alla capitale Abuja, che è molto più a sud rispetto alla regione dove c'erano e ci sono tuttora le basi di entrambi i gruppi jihadisti. Un altro problema, se vogliamo completare il quadro, un altro problema grosso che il governo nigeriano non sta affrontando come dovrebbe, come potrebbe, è quello della cosiddetta Middle Belt, la fascia centrale. La Nigeria è divisa in un nord musulmano e un sud prevalentemente cristiano. La fascia centrale è quella in cui popolazioni musulmane del nord e cristiane del sud si incontrano e spesso si scontrano, anche perché al di là del fattore religioso le popolazioni del nord sono tradizionalmente dedite alla pastorizia e quelle del sud invece tradizionalmente sono dedite all'agricoltura. Lo scontro storico, e questo vale per tutta l'Africa e non solo, è proprio tra etnie, tra tribù di pastori e di agricoltori per il controllo di pascoli, di terreni coltivabili, di punti d'acqua. E in Nigeria a questo fattore, a questa ragione di scontro, il controllo delle risorse naturali vitali, si aggiunge e crea un aggravante, in effetti il fattore religioso. Attualmente si chiamano Fulani gli abitanti, la maggior parte degli abitanti del nord della Nigeria, è una grossa etnia che vive anche in altri paesi africani e soprattutto negli ultimi anni bande armate di Fulani attaccano villaggi di agricoltori prevalentemente di fede cristiana, ma non soltanto, per rubare il bestiame e soprattutto per indurli a spostarsi più a sud e lasciare liberi dei territori su cui far pascolare e allevare il loro bestiame. Senta, ma chi è che finanzia questi qui? Cioè, d'accordo, i Lurakawa taglieggiano la popolazione, impongono il pizzo, loro dicono le tasse, ma è il pizzo. E però, tutto sommato, chi è che li manovra? Chi sono i burattinai di questi burattini? Lo Stato islamico ha è una entità grossa, sconfitto in Iraq e in Siria, però è tutt'altro che defunto e può contare intanto può contare su finanziamenti da parte dell'Islam integralista, che è un'entità transnazionale. Mi viene in mente il Qatar, per esempio, come uno dei paesi che possono finanziare il jihad, ma poi c'è da considerare che i gruppi jihadisti africani interagiscono, superando quindi dei veti religiosi che invece dovrebbero esistere, interagiscono con la criminalità organizzata, con i gruppi, i potentissimi gruppi che in Africa gestiscono il traffico di droga, il traffico di armi, il traffico di esseri umani, il traffico di prodotti naturali tramite il bracconaggio e poi in effetti c'è anche questo elemento, la razzia, il taglieggio delle popolazioni, che però essendo popolazioni povere non è che possono finanziare per l'approvvigionamento di armi, per esempio, dei
dei jihadisti. E poi dove ci sono risorse naturali, che si tratti di oro, di diamanti o di altri prodotti minerari preziosi, se riescono a metterci le mani, anche di quello vivono. Un esempio di come i gruppi armati, non soltanto quelli jihadisti, si finanziano, ce l'abbiamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove nell'est, ricchissimo di materie prime preziosissime, decine e decine di gruppi armati vivono appropriandosi e contrabbandando prodotti minerari preziosi che danno da vivere lautamente. La Repubblica Democratica del Congo, anzi, è proprio l'esempio più clamoroso di questa situazione. Governi che governano in modo anche autoritario, assai poco democratico se non altro, ma che consentono, o per incapacità o per mancanza di risorse o per altri motivi, per complicità di una parte di chi governa, consentono che dei territori anche molto estesi siano fuori controllo e anzi sotto il controllo di gruppi armati che ne approfittano. Senta, ma gli americani quanto interessa la Nigeria? Perché a questo punto verrebbe da fare una battuta, ci vanno perché hanno evidentemente qualche interesse. Che cosa? Il petrolio, le risorse naturali del paese? A chi fa gola la Nigeria? Ma io non escludo, anzi, credo che comunque la difesa dei cristiani perseguitati sia una delle motivazioni che spingono il presidente Trump a intervenire in Nigeria, come ha fatto anche in altri paesi. Che poi ci sia interesse ad avere dei buoni rapporti con la Nigeria, che è un paese molto ricco e quindi un buon partner economico, commerciale, ma anche un paese molto problematico che tutto il mondo dovrebbe avere interesse a far sì che si normalizzi, si stabilizzi, perché teniamo conto che la Nigeria ha più di 200, credo ormai abbia 240 milioni di abitanti, e qualunque cosa succeda in Nigeria di destabilizzante ha ripercussioni in un contesto non soltanto africano, ma io direi mondiale, perché un paese, credo che un africano su 7, grosso modo, sia nigeriano, mentre paesi più piccoli in crisi, il Burkina Faso, la situazione drammatica del Burkina Faso, che però è un paese piccolo con una popolazione modesta, tutt'al più si ripercuote nelle aree circostanti, perché c'è, e difatti c'è, un esodo di popolazione, ma nei termini delle centinaia di migliaia. Qualunque cosa succeda in Nigeria di grave, di destabilizzante, può provocare esodi, fuga di non milioni, ma decine di milioni di persone in cerca di salvezza, e quindi che il paese trovi stabilità sia dal punto di vista economico che politico è fondamentale, e ripeto, non soltanto per l'Africa, ma per tutto il mondo. Certo. Professoressa, senta, che cosa ci possiamo aspettare adesso come sviluppi della situazione? Secondo lei gli americani torneranno a colpire? Perché alla fine nella fiera non è successo niente. No, infatti, però è un monito.
noi possiamo colpire, siamo determinati a farlo e il governo, questo è il messaggio forse più importante, e il governo nigeriano è d'accordo che interveniamo. Questo significa che magari vedremo gli americani operare anche in altre parti dell'Africa, dove ma magari non cinesi e russi. Magari non direttamente, ma di sicuro un apporto logistico, un apporto e poi naturalmente in termini di assistenza militare da parte degli Stati Uniti è un bel può portare dei bei risultati, come d'altra parte aveva portato a dei buoni risultati, anche se mai definitivi, cioè mai la presenza della Francia e dell'Unione Europea nel Sahel. Mali, Niger e Burkina Faso adesso sono in mano a delle giunte militari che hanno deciso di fare da sole con l'aiuto di mercenari russi e della Russia. Sono i 3 paesi in cui in questo momento il jihad colpisce più duramente e finché nel 2020, 2021, 2022 c'erano truppe europee, truppe francesi e una missione delle Nazioni Unite, la situazione non era rosea, ma di sicuro se queste truppe internazionali non erano riuscite a sconfiggere il jihad, di sicuro l'hanno tenuto sotto controllo e si vedono i risultati invece della loro assenza. Però questo ritorna sempre al discorso della responsabilità di chi governa. Senta, ma dopo la Nigeria non è che magari a Trump viene voglia di mettere mano in Sudan, o lì il vespaio è troppo grosso? Ma in Sudan la situazione, sì, se vogliamo dirla così, il vespaio è veramente molto grosso. C'è una guerra iniziata nell'aprile del 2023 ed è una guerra a oltranza, senza esclusione di colpi, tra 2 generali, entrambi decisi a sconfiggere l'avversario e che dispongono entrambi di forze, di truppe e di risorse militari enormi, perché un generale che di fatto è il capo dello Stato e il capo dell'esercito ha al suo comando più di 100.000 soldati ben armati, l'altro militare che fino al 2023 era suo alleato, insieme avevano messo a segno un colpo di Stato e avevano conquistato il potere, a sua volta ai suoi ordini sembra più di 100.000 uomini, anche lui, anche loro ben armati, e il risultato lo sappiamo, è una guerra che sta causando la crisi umanitaria più spaventosa del mondo e anche degli ultimi decenni. Più di metà della popolazione del Sudan è in condizioni disperate e non si vedono, per il momento non si vedono soluzioni. Non si vedono soluzioni perché questi 2 generali e l'hanno dichiarato più di una volta in diverse occasioni e lo dimostrano, sono determinati a combattere a oltranza. Quello che può succedere in Sudan è che si arrivi a una secessione addirittura, perché la parte di territorio del Sudan controllato da uno dei 2 generali, si chiama Dagalo, potrebbe e su cui ha un controllo militare totale, potrebbe dividersi dal paese. Questa è una delle prospettive. Ricordo che il Sudan è già l'attuale Sudan è già il risultato di una secessione, perché
fino al 2011 il Sudan era un paese molto più grande, poi nel 2011 il sud del Sudan c'è stato un intervento internazionale per mettere fine a una guerra che durava da decenni tra nord e sud del paese. Nel 2011 sotto controllo internazionale c'è stato un referendum e le popolazioni del sud del Sudan hanno deciso di creare uno Stato indipendente. L'alternativa era una notevole autonomia, hanno preferito l'indipendenza. Ecco perché esiste il più giovane Stato del mondo, il Sudan del Sud, che ha portato con sé però buona parte dei giacimenti di petrolio che costituivano e costituirebbero la ricchezza di quell'ampia regione se fossero ben utilizzati. Il Sudan del Sud 2 anni dopo entrava in guerra tra le due etnie principali, hanno scatenato una guerra che non è ancora del tutto conclusa per il controllo totale del paese, e quel che rimane, il Sudan, con capitale Khartoum, sta sperimentando praticamente la stessa situazione del Sudan del Sud, cioè l'incapacità di chi della popolazione e dei leader delle varie etnie, delle varie tribù che compongono la popolazione di condividere il potere e di amministrarlo bene. Questi due generali, espressione di forze politiche etniche diverse, stanno combattendo, ripeto, a oltranza, senza dare segnali di cedimento, per sconfiggere l'avversario. Come andrà a finire è veramente difficile dirlo in questo momento. Capito. E dall'esterno, io lo dico sempre quando si parla di Africa, credo che valga anche per altri contesti, dall'esterno, però nel caso dell'Africa si dà molta importanza alle interferenze e alle influenze esterne come decisive. Dall'esterno è più facile far danni, entrare facendo danni che non facendo del bene. In questo momento, difatti, nel Sudan, forze esterne, paesi esterni intervengono solo in termini negativi, per esempio fornendo armi che potrebbero evitare di fornire, e questo potrebbe indebolire i due contendenti e anche la loro determinazione a continuare a combattere a oltranza. Professoressa, senta, si apre questo 2026, l'Africa sarà terreno di quali battaglie ancora? Beh, battaglie interne di sicuro, perché per i motivi per gli stessi motivi per cui si combatte in Sudan, in Sudan del Sud e in altri paesi. Bisogna vedere come andranno le elezioni in alcuni paesi, tra l'altro si è appena votato nella Repubblica Centrafricana e anche in Guinea Conakry. Non so fare previsioni, ma non so neanche. Quello che mi preoccupa è, al di là della situazione di vari paesi, e sono davvero tanti che danno brutti segnali, sia in termini di democrazia, sia in termini di lotta alla corruzione e ai principali problemi che affliggono questi paesi. Quello che mi preoccupa, dicevo, è l'insistenza, soprattutto in questo ultimo anno, dei paesi africani, in questo uniti e in quasi tutto il resto invece divisi, l'insistenza, dicevo, dei paesi africani, dell'Unione Africana, sulla richiesta di
compensazioni e finanziamenti internazionali, compensazioni per, forse ho già avuto occasione di parlarne proprio grazie a lei, compensazioni per i danni che secondo i paesi africani derivano all'Africa, al continente nel suo insieme, a causa del riscaldamento globale, a causa del cambiamento climatico. Chiedono, e si è fatta proprio insistente, ed è un dato secondo me negativo, la richiesta di finanziamenti, di compensazioni astronomiche, si parla di trilioni di dollari per, ripeto, i danni che secondo i leader africani l'Africa subisce a causa del cambiamento climatico. E perché vogliono queste compensazioni, questi risarcimenti? Perché sostengono che il cambiamento climatico è di origine antropica, cioè responsabilità delle attività umane. Queste attività umane sono a loro volta responsabilità non dell'Africa, ma di tutto il resto del mondo, e soprattutto dei paesi occidentali che accusano l'Occidente di aver inventato un modo di produzione, quello capitalistico, e un modello di vita, quello consumistico, che sarebbero responsabili del riscaldamento globale. Sappiamo tutti che quella del riscaldamento globale è una congettura sostenuta da molti scienziati e invece negata da altrettanti, ma per gli africani va bene dare per acquisito che sia di origine antropica, responsabilità dell'Occidente che quindi deve rimediare. L'altra enorme rivendicazione di compensazioni è per gli effetti tuttora gli effetti negativi di cui tuttora risente l'Africa e gli africani ovunque risiedano nel mondo a causa della colonizzazione europea e prima ancora della tratta transatlantica degli schiavi. Tra l'altro assecondati anche da forze politiche all'interno dell'Unione Europea e altrove, secondo i leader africani uniti in questo, non soltanto la tratta degli schiavi e la colonizzazione europea hanno causato danni mentre la tratta esisteva, mentre la colonizzazione era in corso, ma come ho detto, gli effetti negativi, le conseguenze negative si risentono tuttora, e quindi c'è una campagna per la compensazione, la riparazione di questi danni, a cui partecipano anche i paesi dei Caraibi, della zona dei Caraibi. Perché dico che è negativo? Perché vuol dire che c'è una parte importante dell'opinione pubblica e di chi governa, di chi ha potere in Africa, che continua a spiegare i problemi del continente, che sono problemi, in termini di fattori esterni, responsabilità esterne, colpe esterne, lo sfruttamento, neocolonizzazione, tutta una serie di danni causati al continente, invece di responsabilmente individuare, denunciare, ammettere i danni che gli africani stessi producono con la corruzione, con il tribalismo, io vedo in questo un aspetto molto negativo, perché se non si ammettono, se non si individuano le cause di un problema, non si riconoscono e non si incomincia neanche a risolverli. Infatti. Professoressa, senta, io la voglio ringraziare ancora una volta per il suo tempo e per la sua disponibilità, e al piacere di risentirci presto allora. Ben volentieri. Intanto, visto che ne abbiamo 29, vorrei augurare a tutti
a voi, la redazione e a chi e al vostro pubblico buon anno. Anche a lei, professoressa, grazie.